L'antibiotico resistenza ormai a livello mondiale è un problema perché gli antibiotici hanno completamente cambiato l'evoluzione di tantissime malattie. Anni fa, che non c'erano gli antibiotici, si moriva di polmonite, si moriva di infezione. Poi sono state scoperte questi favolosi farmaci e ci siamo talmente abituati che li stiamo usando male. I germi hanno imparato a difendersi da queste sostanze, sono diventati, si dice, farmaco resistenti e quindi i sanitari si trovano con le armi spuntate. Degli antibiotici non hanno più efficacia su alcuni germi. Quindi diventa fondamentale sia per la parte sanitaria ma anche per tutti noi, per qualsiasi persona, usare bene questi farmaci, usarli solo quando serve. Quando c'è l'influenza non c'è bisogno di assumere degli antibiotici, quando c'è un raffreddore non c'è bisogno di assumere gli antibiotici. Gli antibiotici vanno prescritti quando ce n'è bisogno e bisogna assumerli in maniera corretta. Una volta che una terapia è iniziata bisogna terminarla, bisogna prendere questi farmaci ad orari che sono definiti e per tutti i giorni che sono necessari. Non si deve sospendere una terapia perché ci si sente meglio, perché è sparita la febbre, perché questo è solo un sintomo. Noi dobbiamo riuscire a eradicare il germe che ha creato qualche problema. È importante seguire delle semplici indicazioni. Usare il farmaco solo, l'antibiotico solo dietro prescrizione medica, assumerlo correttamente sia come posologia, quantità, che come tempo e una volta che i farmaci abbiamo finito la nostra terapia, non è perché un nostro familiare ha qualcosa che è simile a noi si può utilizzare quell'antibiotico, perché probabilmente non ce n'è bisogno ed è molto meglio rivolgersi al medico curante. Nelle nostre abitazioni abbiamo una piccola farmacia, abbiamo tanti antibiotici, non assumiamoli in maniera scorretta perché questo permette di mantenere questi farmaci efficaci quando noi ne abbiamo bisogno. Non dobbiamo assumerli se non c'è una indicazione clinica cogente.